Questa sera amici sono naturalmente con Emanuela, perché solo le cose belle sono con una bella ragazza come Emanuela, e questa sera, come vedete, abbiamo qui alle nostre spalle un bellissimo scenario, perché dove siamo, Emanuela? Nel meraviglioso Delta del Po, Veneto. Io sono molto, come dire, portato per questa zona, perché mi piace per due motivi. Intanto perché è una zona stupenda, noi spesso andiamo in giro per il mondo, sì, e ci dimentichiamo di queste oasi, perché sono veramente delle oasi. Io ho avuto occasione di fare un giro con la regione Veneto e veramente ho scoperto delle spiagge che sono delle spiagge che non si trovano in nessun posto. E poi perché? Perché effettivamente questa zona è un po' sottovalutata. Offre tantissime cose dal punto di vista turistico, ambientale, enogastronomico, e questa sera siamo proprio in questo ambito. Sì, allora tu hai detto sottovalutate e a me piace dire dimenticate, nel senso che ci si dimentica un po' della bellezza che c'è in questi luoghi. Questa sera abbiamo seguito un filo conduttore che era quello dei vini delle piccole isole del Mediterraneo, le isole minori, e si è parlato di coraggio, di identità, di territorialità, sull'onda di un parallelismo che è stato fatto con questo territorio e un po' su quello che è stata la storia del Delta del Po. E a me è piaciuto molto tutto il percorso che abbiamo fatto sia sui vini ma anche sui cicchetti di laguna dell'Ittiturismo in Marinetta, perché hanno raccontato una dei gioielli di quest'area della provincia di Rovigo, che è la pesca legata all'acquacultura, all'itticoltura, quindi i cicchetti fatti con le conchiglie del pescato. Sì, io ti fermo un attimo, perché tutto questo è stato reso possibile grazie a un'ospitalità particolare. Sì. La ricordi tu, che è anche una tua amica, oltre che mia? Sì, beh, siamo insomma a casa di Isi Coppola, l'Ittiturismo in Marinetta, siamo nel cuore del Delta del Po, in quella fascia, come raccontavo questa sera, che è protesa verso il mare Adriatico, nell'estremo limite che poi ci collega alla laguna, poi c'è lo Scanno, quindi quest'isola sfuggente, e poi il mare. Con dei prodotti, Isi, che ci ricordavi che vanno in tutto il mondo, perché spesso vengono celebrati chissà come, e sono questi qui, sono nostri, vostri. Sì, non dimentichiamo, qui siamo in uno dei distretti della pesca più importanti del Mediterraneo, dove ci sono realtà importantissimi, come per esempio il porto di Pila, dove la pesca del pesce azzurro è in assoluto la più eccellente in qualità, oltre che in quantità, che ci sia nel Mediterraneo, tanto che poi questi prodotti vengono veramente esportati in tutta Europa. Ma così pure si dice per le vongole di laguna, le nostre vongole veraci, ma per non parlare per esempio delle cozze. Noi adesso non è stagione, stasera non le abbiamo potute degustare, però se Dio vuole arrivi il caldo, insomma saremo anche in stagione. E quindi qui nella Sacca degli Scardovari e i fasolari poi, ma quante cose abbiamo buone qui, cioè poi c'è fasolari rosa e le ostriche rosa, i fasolari. Sei stata bravissima, perché qui alle porte di Albarella hai creato questa oasi enogastronomica che si chiama Ittiturismo, grazie appunto a una scelta felice allora della Regione del Veneto, che appunto tramite una legge definì ciò che era ittiturismo, ciò che era agriturismo e che conosciamo tutti, e ciò che era anche pescaturismo. E quindi noi, non è solo merito mio, siamo 4 amici, 4 veri pazzi, angeli matti, che hanno sognato per sempre, insomma per un lungo periodo, di poter valorizzare il Delta del Po, e oggi insomma cerchiamo di dare qui un'immagine del Delta che magari per tanti anni non è stata data. Emanuela, ma l'altra colonna della serata è stata appunto questa scoperta di questi vini del Mediterraneo, delle isole minori, che effettivamente sono delle piccole chicche che certe volte noi inconsapevolmente o consapevolmente andiamo a visitare nei nostri tragitti turistici, no? Sì, questa sera il vino è stato un tramite per riuscire a viaggiare attraverso suggestioni e attraverso un percorso che è stato molto evocativo. Abbiamo qui con noi stasera Giampaolo Girardi di Proposta Vini, una realtà che è famosa nel settore, insomma, della distribuzione professionale, settore Oreca, soprattutto perché porta avanti dei progetti culturali di selezione ma anche valorizzazione di realtà straordinarie come quelle dei vini delle isole minori.
A te la parola, perché è stato bravissimo, perché tra l'altro ci hai proprio portato, come dire, per mano in queste isole, sembrava di essere proprio all'interno dell'isola. In realtà il vino simbolo della serata che Isi e Emanuela volevano era il vino dell'isola di Sant'Erasmo, la Dorona, che però non abbiamo potuto portare perché in questo momento non c'è, che è un vino dell'isola della Laguna, no? Laguna Veneta. Laguna Veneta, per cui qualcosa di straordinario che fa parte appunto di questo progetto di valorizzazione. La cosa bella che va oltre il gusto è la particolarità di questi vini che sono, di queste uve, di questi vini che sono state selezionate nel corso della storia, del tempo, da persone che passavano la vita su quella determinata isola, lontano da tutto il resto, no? Adesso è cambiato tutto, per cui anche la comunicazione è diversa, però in questo tipo di vino noi abbiamo un aggancio con quello che era il passato, con quello che era questo mondo particolare, in cui ogni cosa era selezionata per la sopravvivenza e anche per la convivialità e per la socialità. Questa è la cosa particolare. Io partecipo a molte di queste serate dell'ICE, purtroppo sono così, mi sacrifico, sì. Che si vota la causa. Però devo dire veramente che questa sera avete organizzato una cosa al di sopra di tutte le altre bellissime, grandi professionisti, però stasera veramente c'era un contatto con la realtà di questi vini al di fuori del normale, veramente. Poi anche alcune testimonianze di alcune sommelier, di alcune amiche qui, di viaggiatori, è stato anche bello. E questo è testimonianza che l'ICE di Rovigo esiste, anzi, come dire, moltiplica i suoi sforzi, perché poco tempo fa eravamo appunto vostri ospiti per una serata altrettanto su Riesling a Rovigo. E questa sera avete inanellato un altro successo. Sì, con chi siamo, Emanuela? Ci vuoi presentare? Allora, presentiamo il delegato di Rovigo, che è Michele Ridini. Insomma, lui è un po' il coach, no? Quindi abbiamo gente che viene da Belluno, da Treviso questa sera, ed è arrivata fin sul delta del Po, capito? Sì, quindi Easy, secondo me un po' alla volta raggiungeremo, un po' alla volta arriveremo all'obiettivo. E io concluderei, Emanuela, proprio con questo discorso, che in qualche modo qui ci si può ritrovare fra amici, qui e in tanti altri posti, ma sicuramente qui da Isi è un posto delegato per questo, e insieme trovare tutte queste eccellenze. Quindi abbiamo detto il cibo, queste eccellente, ma c'è anche il riso, mi sembra, c'è il riso? Sì, il riso, perché comunque le risaie sono state la prima forma di bonifica del territorio in realtà. Anche quello, insomma. Ma soprattutto, io lo dicevo prima, qui c'è un'energia straordinaria, perché il fiume, questo concetto del continuo divenire, del trasformarsi, qua c'è un territorio che è in continua metamorfosi, e questo è un flusso positivo secondo me anche a livello di idee. Qui è tutto in corso di cambiamento, in divenire. Io penso che da adesso in poi potete venire qui tranquillamente, cenare fuori, giusto? Easy, e godervi questa bellezza, silenzio, profondità, colori, sfumature. Oltre, naturalmente, volevo fare i complimenti alla fine ai tuoi bravissimi collaboratori di cucina, che hanno veramente interpretato, come dire, prodotti magari semplici o basici, però con delle ricette molto particolari, interessanti. Complimenti ancora. Bene, Direi bene. Un saluto a tutti. Un saluto. Buonasera. E venite nel Delta del Po. Ciao. Vi aspettiamo In Marinetta.